Storia del Goriziano, ci troviamo qui nel campo Baiamonti a San Rocco di Gorizia. Mi trovo in compagnia del presidente del Centro per la Conservazione e Valorizzazione delle Tradizioni Popolari di Borgo San Rocco, Vanni Fresin. Lo sentite, alle nostre spalle c'è già il sound check dell'orchestra di questa sera per non l'ultima sera della sagra, bensì potremmo ben dire la terzultima. Infatti adesso iniziamo questa nostra breve intervista con il presidente Fresin chiedendogli da subito, bene, c'è una novità quest'anno, si recuperano i giorni persi alla fine della sagra. Eh sì, non era successo già da tanto tempo, ma i primi 3 giorni è andata male, quindi il 17 e il 18 vi aspettiamo, perché di là nelle cucine sono terrorizzati che non venga nessuno, ma noi sappiamo che tutta Gorizia sa che la sagra continua. Ormai insomma è diventato un must, l'abbiamo scritto più volte, lo hanno anche ripreso altri quotidiani, altri organi di informazione. Come sta procedendo la sagra? Insomma, fino ad adesso come è andata? È andata molto bene, sono stati praticamente 10 giorni ormai di pienoni assoluti. Anche ieri, quindi c'è la giornata che abbiamo lavorato di meno, abbiamo lavorato tanto e quindi il morale è alto e diciamo le truppe sono stasera ben fornite. Allora adesso io chiedo al nostro direttore Timothy Di Segna, che in questo momento ha la regia della diretta, di inquadrare in questo momento il castello perché non solo ci troviamo nel cuore della città, ma volevamo farvi vedere che il clima è buono e questa sera quindi il programma è confermato. Sì, vi aspettiamo per la tombola, mi raccomando, alle 22:30 precisi. Ecco, tanto vale prima di fare un giro di ispezione, perché già ci sono delle file che a breve diventeranno chilometriche per la cena e per il famoso struccolo in strazza. Tanto vale dare qualche numero, perché l'abbiamo detto anche all'inizio, il numero di volontari è buono, non diremo cospicuo, diremo buono, ma il numero di ore che vengono fatte, ad esempio, è tantissimo. Per fare una sagra abbiamo fatto un conteggio da gennaio a settembre, ci vogliono 5.413 ore, una cosa spaventosa. Se moltiplicate per, mettiamo, un voucher di 7,50 €, fate il conto di quanto viene e ve lo faccio fare a voi. Ecco, questa sera il programma, sentite, c'è sempre il sound check, è divertente per questo, ed è anche il divertimento della diretta. Beh, la serata di oggi è insomma nota perché appunto viene proposto lo struccolo in strazza. Cos'è questa particolarità? Già da giorni tutti parlano dello struccolo in strazza e già le file si cominciano a sentire, ed è una ricetta che si faceva già nella sagra di San Rocco del 700. È uno struccolo con ripieno della gubana servito su burro, zucchero e cannella, e servito nel 700 su dei piatti, c'è porcellana, ma noi poi di porcellana non ce li abbiamo. Nonostante sia un'ecofesta, ma Esatto. per adesso ci attrezzeremo. Ci attrezzeremo, sì. Allora, Presidente, io direi che, come vedete, c'è già chi si è giustamente accapparato il proprio posto. Vediamo la cucina che fuma proprio fisicamente. Io direi che attraversiamo i tavoli da questa parte, no, Presidente? Sì. E andiamo nel retro a scoprire un attimo quali sono appunto le forze di volontari. Le forze di volontari, i segreti che possiamo, qualche segreto che non lo diremo tutti, se no poi ci copiano la sagra e non c'è più gusto, certo, no? Sì. Allora, Presidente, innanzitutto abbiamo detto che quest'anno è andata bene, insomma, nonostante l'inizio sagra bagnata, sagra fortunata, no? Sì, Si può infatti, dire. tutti l'hanno detto. Ecco, c'è insomma una richiesta alla fine da parte della cittadinanza, della comunità goriziana, della città di questa sagra. È ormai rimasta l'ultima ed è anche una responsabilità per voi. Ah, certamente, perché dopo 500 anni non posso pensare che si chiuda per qualche ragione. Sono 50 anni che la gestisce il Centro per le Tradizioni, speriamo che ci siano altri 50. 100 da quando è ricominciata la Prima Guerra Mondiale e 500 da quando sono le origini. Capite bene che sì, sarebbe una tragedia, c'è una vergogna anche per il 2025 se non si riuscisse a farla continuare, quindi noi ce la mettiamo tutta, chiaramente. La proposta è semplice, alla fine è una cucina, come possiamo vedere, curata, ma che rispecchia anche la tradizione, perché ad esempio qua da voi si possono assaggiare i famosi gnocchi di Susine. Ecco, però l'offerta appunto è, fra virgolette, semplice,
ed è questo forse anche il trucco, insomma il quid che vi porta ad avere tutte queste persone. Ah, certamente, perché molti non sanno di questa particolarità di Gorizia, di questo gnocco di Susine, che è un primo a Gorizia perché è una tradizione ceca, quindi la Repubblica Ceca attuale, ma diciamo ceca per dire ai tempi dell'impero, ed è un primo a tutti gli effetti. Però naturalmente si può mangiare anche come dolce, perché qualcuno magari non piace come l'idea del primo dolce, ma è un'idea molto goriziana, è un must insomma della sagra. Presidente, entriamo a intervistare qualcuno della griglia magari, no? Vediamo. Sono molto contenti. Saranno molto contenti. Beh, anche questa sera insomma, ci saranno le ottime proposte appunto dal punto di vista della cucina. C'è tutta la griglia fatta alla brace, e anche questa è una cosa particolare che non si trova facilmente nelle sagre. Finché lo possiamo fare, finché qualche normativa dell'Unione Europea non ce lo vieterà, lo faremo. Però sì, è una cosa particolare. Pensate che ogni giorno il fuoco viene acceso alle 2 del pomeriggio per fare le bronze. E in questi giorni, fra ieri e oggi, con quest'afa, sicuramente non è stato semplice. Sono eroici i volontari da questo punto di vista. Ecco, allora abbiamo qualcuno, Presidente, che ci può raccontare qualcosa? Sì, vediamo allora se... Lo chiamiamo vecchia maniera. Sì. Luca, ragazzi, Roberto, siamo in diretta col Goriziano. Dai Flavio, dai. Qui gente è abituata a lavorare, venite avanti. No, siamo in diretta, ragazzi, non timidezza, allora, dai. Eccoli che li vediamo, eroici. Vedete? Non si può toccare, ma si vede il sudore. Come sta andando questa sagra? Bene. Soddisfatti? Sì, abbiamo avuto 2 giorni di pioggia, ma poi è andata bene. Quindi l'invito adesso è venirvi a trovare domani e dopodomani anche. Siamo in diretta sul Goriziano. Lei è? Davide. Marco, Antonino. Come sta andando? Siete soddisfatti della sagra quest'anno? come sempre, soddisfattissimi. Benissimo, tutto buono. Invitiamo tutti a venire così oggi, domani e dopodomani ancora. Esatto, bravo. Ovviamente temperature molto fresche, vedo, no? Sì, si vede come siamo, però recuperiamo, ci reintegriamo. Temperature calienti come i muli che lavora qua. È come i polli che vedo lì che gira. Poi vi lascio, ragazzi, perché sennò la griglia, ovviamente il Presidente mi urla. Quanti anni? Invito a venire oggi, domani e dopodomani, mi raccomando. Quanti anni che fate i volontari voi? No, io sarò un 5 anni, io sono un 2 anni. Io un 10. Bene, freschi ma anche no. Bene. Buon lavoro, ragazzi. Buon lavoro. È arrivato in diretta lo struccolo in strada. Andiamo a vederlo. E possiamo passare di qua, no, Presidente? Andiamo a vedere com'è la situazione. Ecco, grazie al nostro Timothy che ovviamente è qua. Eccolo lì, vedete le operazioni. La nostra Donatella. Buonasera, sono arrivati gli studenti, quindi È saranno arrivato lo struccolo in strazza in in diretta. diretta, quindi sarà una serata Ce lo fai vedere, fantastica. Donatella? Occhio, direttore, occhio. Qua stiamo veramente, andiamo a vedere, faccia vedere il Presidente qua com'è la situazione. È ancora fumante, La nostra carissima, lei lo ha fatto, lei è la... Quanto lavoro c'è dietro lo struccolo in strazza? Quanto ha lavorato? Quanti giorni? Aspetta. Ah, ecco la figlia. No, c'è la fuga davanti alla telecamera, vabbè. Come sei, Bruno? Avanti, notiamo avanti. Novità? Dimmi. No, siamo in diretta su Goriziano. Insomma, una cosa comune, Bruno, dai, insomma. quanti anni sei qua in cucina? Dal 1980? No, 90. 90, 30 anni di servizio? Sì. Ti abbiamo pagato i contributi? Bianco nero. Dai, sta buono. Bene, allora approfittiamo che non c'è tanta gente, direttore, facciamo vedere qual è la vista dalla cucina. Adesso c'è poca gente ovviamente in questo momento, ma la fila comincia già a essere, come si diceva prima, chilometrica, volti noti e meno noti. Ecco, adesso appena il direttore ha terminato insomma questa panoramica della... Qua invece vengono sfornati i primi, lo diciamo, no Presidente? Qua ci sono gnocchi di Susine. Lei è un monumento, eh? Un monumento. Elvira, quanti anni? 40 prossimo anno, 40 ininterrotti. 40 Quindi intenti. attendiamo un'intervista su Goriziano il prossimo anno. E senz'altro Gorizia è sempre Lei bella. fa i famosi gnocchi Di cucina. Sì, di cucina.
cucino tutto, ma sono già pronti. Poi ognuno ha il suo compito, Sì, no? grazie. Bene, Presidente, io direi che però facciamo una cosa, lasciamo lavorare qua la cucina, allora io e lei ci giriamo, Timothy, sfruttiamo come sfondo la cucina e facciamo il saluto finale del Presidente, rinnoviamo quindi l'invito per domani. Per domani 17 e 18 con la conclusione, ma stasera c'è la tombola, quindi vi aspettiamo tutti. Il tempo sembrerebbe bello, stasera è bellissimo, domani vedremo, ma insomma noi vi aspettiamo comunque perché siamo sempre aperti. Bene, come vuole la tradizione popolare si prega Santa Scolastica, chi ci crede e chi non ci crede, noi ci affidiamo. Non Oggi Don Ruggero ha fatto un prefisso di 15 numeri e quindi è tornato il sole. Molto bene. Allora ringraziamo il Presidente Vanni Fresin, ringraziamo ovviamente tutti i volontari che ci hanno consentito la diretta perché in un momento sempre concitato, prima di una giornata, di una serata così importante come quella del 16, non è semplice. Io vi ricordo di seguirci sui nostri canali social, su Telegram, su Instagram, su Facebook, su Twitter, X adesso si chiama, noi lo chiamiamo ancora Twitter, e mi raccomando, partecipate alla sagra, continuate a seguirci. Da Ivan Bianchi per il Goriziano è tutto da Gorizia.